Invito a prepararsi Francesco Contano della prossima di Pioggia e Paolo Gnocco da Treviso prima. Sto ascoltando un po' le indicazioni all'angolo blu dell'allenatore Bussi, che gli sta dicendo di arrivare un po' più vicino alla guardia di Abdel, del suo avversario, e di attaccare un po' più spesso, perché essendo un po' più tecnico Abdel ha bisogno, cioè per metterlo un po' in difficoltà bisogna attaccarlo, e allora queste indicazioni sono state dette anche dall'arbitro, dal tecnico Bussi. Buono questa uscita di Abdel, questa scelta di tempo che gli ha messo questo gancio destro e diretto sinistro. È un'azione, ma viene spesso questa azione nel momento in cui c'è tanti colpi dove i due allievi che sono junior, sono nella categoria giovanile, non stanno girando poi i colpi. C'è questo modo di attaccare, ma non partono mai con colpi dritti, ma arrivano sempre con questi ganci larghi, ma ormai quasi finita la ripresa. Sì, è stato un match molto agguerrito, come dice lo speaker Maurizio. Bell'incontro, sì, due tecniche diverse, ma si sono comportati molto bene. Bene, pugile al centro riga, vedete il limbo del verdetto finale, grazie. Bene, pronti, vince l'angolo rosso, Sì. Bella frase Castiglia e Samaritani della Sì, perché sì, no, ma no, è stato un bel incontro, ma dove sono entrati più colpi ed è anche di una tecnica un po' più vista, cioè quella che è venuta bene, è quello di Abdel, che è riuscito a mettere della serie di colpi che sono andati poi a segno. Si pregunta di dirigere, invito i pugili a salire sul ring. Francesco
Francesco Gordano, box 90 di Chioggia, Paolo Iaccato, televiso ring. Box elite, kg 75, India, 3 prese, questo qua? Con la maglia grigia, come si chiama? Sono un abbraccio a Emily che debutta come ragazza che credo perché la legge questa serata è una abituale ormai della box 90 di Chioggia. Pedrotta Roberto. Ah, e lui? E lui? Ah, allora, aspetta, Sì, stiamo aspettando l'inizio del secondo combattimento della serata e vediamo che all'angolo blu all'angolo blu Gnoccato Paolo e nell'angolo rosso Gottardo Francesco, che gli allenatori sono Pedrotta e Balao, e Cadamuro nell'angolo blu per la Treviso Ring. Prima ripresa. Iniziato subito il combattimento, sono molto rigidi tutti e due gli atleti. Tutti e due gli atleti devono ancora un po' inquadrare bene l'avversario e niente, si stanno muovendo con bel destro di Gottardo. C'è subito una reazione del pugile Gnoccato, però non è definita bene l'azione, devono essere un po' più incisivi i colpi. Hanno preso tutti e due il centro ring, ma è quello che riesce un po' a gestire un po' la situazione Gottardo. C'è subito la replica di Gnoccato. Destro subito da Chito di Gottardo, che sono già due volte che lo tira e 2 volte che va a segno, ma c'è subito una controreazione del suo avversario Gnoccato, ma non è incisivo sui colpi, deve essere più incisivo. Ecco subito il destro d'incontro di Gottardo, che è andato ancora a segno, ma c'è subito una replica del suo avversario ancora e non sta lì, magari ecco, c'è questo contrattacco tutte le volte che fa l'azione Gottardo. Ecco 10 secondi finali alla fine della prima ripresa. Come abbiamo detto sono 3 riprese da 3 minuti. Da così termina la prima ripresa. Sì, c'è stato qualcosa di più di Gottardo, che è riuscito
è riuscito a entrare con qualche colpo, quello preferito era il destro. Nella giornata pugilistica 10 match di box AOB e 2 match più di pugilato. Adesso all'angolo i due atleti sentiranno le notizie che gli daranno le indicazioni dall'angolo dei propri allenatori, che è una cosa sicuramente molto importante, perché se non riescono magari a capire qualcosa c'è subito il tecnico che glielo ricorda. Seconda ripresa. Sì, abbiamo visto adesso ancora niente di nulla per il secondo round. Abbiamo visto subito un attacco di Gottardo, ma non si è concluso nel migliore dei modi, ma non ha fatto neanche Gnoccato, che è il suo avversario, non ha fatto neanche lui una sua difesa di contrattacco, mentre all'angolo di Gottardo Pedrotta e Balao, che sono i suoi due allenatori, insieme a Nicola Fontolanne, gli dicono di andare avanti, perché se va avanti riesce a mettere in difficoltà il suo avversario. Ma deve subito contrattaccare Gnoccato Paolo, quando è vicino, che ha l'avversario vicino. Gnoccato deve lavorare. Destro di Gottardo, si è fermato troppo alle corde Gnoccato, si è fermato adesso e ha subito un'azione di Gottardo. Adesso c'è subito la controreazione di Gnoccato. Ecco il destro ancora di Gottardo. Ecco gli ultimi 10 secondi del secondo round, c'è sempre un corpo a corpo e finita ecco la seconda ripresa. Sarà il quarto match di questo pomeriggio pugilistico qui a Cavanza. Attenzione, fuori il secondo. La terza e l'ultima ripresa. Ecco, cominciato la terza ripresa, sicuramente aumenteranno un po' il ritmo, perché
Sì, sono state le prime 2 riprese combattive e qui adesso dovrebbero sicuramente, è la terza, dai, dovrebbero aumentare un po' la situazione del ritmo. Sì, stanno facendo un po' il corpo a corpo, ma sono tutti e 2 un po' stanchi. Ecco che sta attaccando di più Gottardo, fa fatica a reagire, gnoccato, dovrebbe, tutte le volte che Gottardo va avanti dovrebbe fare il passo indietro gnoccato e mettere la sua azione vincente, ma invece stanno facendo il corpo a corpo quasi spesso, ma è quello che va sempre un po', ecco, a segno con i colpi è il suo avversario Gottardo. Sono sempre quasi al corpo a corpo, gli sono quasi anche le solite azioni. Ecco il destro d'incontro di Gottardo. Ecco il destro, il primo destro che ha tirato gnoccato, il primo destro anche che è andato proprio a segno, è un po' ha sentito il suo avversario Gottardo perché era appoggiato anche le corde. Adesso ancora il destro di gnoccato, ma subito la controreazione di Gottardo, ma mancano 10 secondi finali, ma ormai è un po' troppo tardi anche per gnoccato Paolo, che poteva risolvere la ripresa precedentemente. Bell'incontro. Applauso meritato per i 2 pugili, ma poi vedremo il torneo e conosceremo l'esito di questo match, di questo combattimento. Sicuramente quello che il mio giudizio, io non vedendo arbitro, ma il mio giudizio ha fatto di più Gottardo nelle prime 2 riprese e invece nell'ultimo ha fatto qualcosina, si è mosso un po' di più, ha fatto qualcosina di più gnoccato, ma sono sempre rimasti sullo stesso livello. Non lo so adesso il verdetto, quello che diranno. Pugili a centro ring per ricevere il verdetto finale, grazie. Per il verdetto vince Paolo Religio Moreno. Non ricordo che gira facendo qui, che siamo in diretta con il film Prima Free, commento anche della campione olimpico, è accettato che il rimane sempre campione olimpico, cos'è che restiamo dicendo una cosa. Ovviamente anche i professionisti è stato campione con 2 in più. Abbiamo desiderato di vincere questo match tra Fabio Zambò, box da Rasa Pioggia, e Mustafa Doni, boxer Piovese. Fabio Zambò, box Cavazza e Pioggia.
Oxenita lavoreranno in 63,5, 3 riprese da 3 minuti ciascuna. A dirigere Damiano Trasinato. Messi breve e mostra esibisce il torneo e ci fa vedere appunto tra poco inizierà la prima ripresa, inizierà questo match previsto sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Bene, ultima raccomandazione di Rico, poi siamo pronti per questo match. Allora siamo ritornati in collegamento. Ecco, poi è un bel, sicuramente conoscendo i due atleti dovrebbe essere un bel combattimento, sì. Anche con una certa esperienza. Allora, all'angolo, come avete sentito dallo speaker della riunione, all'angolo rosso Zambon Fabio della Bosca Varzere Chioggia, con gli allenatori Nicola Fontolanne e Tony Balao, e invece nell'angolo blu c'è Mustafa El Boali della box piovese di Gino Freo. C'è c'è uno studio, adesso è iniziata un'azione veloce, ma sono stati i primi due colpi. La prima azione veloce con 2 colpi di Zambon, tutti e 2 concentrati. Si vede la caratteristica, no? Le 2 strutture dei 2 atleti, Zambon più alto, più tecnico, e secondo, ecco, dovrebbe mantenerlo media distanza, ma non da vicino, perché da vicino dà più possibilità a Mustafa El Boali di lavorare da vicino. Mustafa dovrebbe lavorare un po' più vicino, se ce la fa. Ecco, questi sono consigli che sicuramente gli daranno all'angolo alla fine della prima ripresa, e Zambon dovrebbe tenerlo a distante. Lavoro del corpo a corpo tutti e 2. Gancio largo di Mustafa, bene. Ecco, c'è subito un'azione di contrattacco di Zambon che con un colpo fa ecco, ha fatto c'è subito stato l'intervento dell'arbitro per via del paradenti. Dopo 2 volte che si perde il paradenti c'è il richiamo anche ufficiale. Ma visto che sono molto tesi, il gancio in uscita di Mustafa, c'è subito l'attacco di Zambon, ma Zambon non deve stare vicino, deve tenerlo media distanza. Stanno passando i 10 secondi finali. Sì. È stata una ripresa molto concentrata, attiva, non con tante azioni, però molto concreta, ecco. Adesso i 2 pugili sicuramente ascolteranno i consigli dei tecnici, ma vedendo le 2 posizioni dei due atleti, Mustafa dovrebbe lavorare un po' più al corpo, se ce la fa arrivare ad attaccare, mentre Zambon deve mantenerlo media e lunga distanza, così il suo avversario fa anche più fatica ad attaccarlo.
Questo è il secondo round, sono 3 riprese da 3 minuti, sono elite, categoria elite. Il peso è stato fatto di 63,5 kg, pesi leggeri. Sono partiti con più, sì, concentrati, anche con un piccolo studio, anche perché devono capire un po' che colpi mettere, perché si temono, c'è molta concentrazione, si temono tutti e due, e si vede quando poi mettono i colpi e si spostano col corpo che non sono molto concentrati, ecco, sono tesi. Buono Zambon che riesce a mettere i 2 colpi, i 2 montanti sotto. Ecco, deve boxare in questo modo qua. Bel montante sinistro. Su quella guardia. Zambon non deve fare il corpo a corpo, deve mantenerlo media e lunga distanza. Questo è quello che deve fare, perché gli vengono le azioni migliori. Si fa un po' innervosire, ma se Zambon fa il corpo a corpo va a rischiare anche per la testa, perché il suo avversario, essendo un po' più piccolo di altezza e deve stare vicino per portare i colpi, rischia l'intenzione della testata. Ecco un'azione in uscita di Zambon, un'azione uscita, sì, che ha appoggiato il destro col gancio sinistro. Ecco gli ultimi 10 secondi, ma infatti, ed è ancora con la testa. C'è questa situazione qui sempre del corpo a corpo. Infatti nell'angolo blu c'è l'avversario Mustafa che si tocca l'arcata sopraccigliare, ma penso sì che non c'è taglio, niente, però gli viene messo un po' di vasellina sopra l'occhio, perché nell'ultima azione che hanno fatto alla fine della seconda ripresa c'è stata una piccola testata. Per non rischiare niente, Zambon deve rimanere da media distanza, ecco, non deve stargli vicino al suo avversario, mentre, come ripeto ancora, Mustafa deve attaccare per fare qualcosa, non gli deve dare spazio.
e via. Cioè, azione vincente di Zambon, e poi deve andare via subito. Azione e deve andare via, azione e deve andare via, perché c'è subito la, per forza che l'avversario Mustafa non rimane lì, cioè, subisce un colpo, ma deve subito rientrare o anticipare l'azione di Zambon. Un'uscita di Zambon che ha messo a segno con il destro e gancio sinistro. Un'altra volta che andava per la prima, visto? Un'altra volta, vai un montante! Sono un po' stanchi nelle azioni, ma c'è questo lavoro del corpo a corpo alle corde, tutti e due lavorano, ma Zambon dovrebbe fare l'azione e andare via, l'azione e andare via, così se no rischia. Gli ultimi 10 secondi. Termina così questo bellissimo match tra Fabio Fontana e Box Calazzari di Oggio e Mustafa e con il Box Sangiovese. Applauso meritatissimo per i due pugili degli atleti protagonisti di questo match. Era il quarto di questo pomeriggio pugilistico qui a Cavazzi, trofeo di Borgolotto organizzato dalla Box Calazzari di Oggio. Tra poco daremo il verdetto e conosceremo appunto l'esito di questo match. Poi avremo pugilato femminile, Sorride Soriano, Ariana Antonello e Claudia Battarello. Bene, pugili a centro ring per il verdetto finale, grazie. Adesso dovranno decidere il verdetto. Incontro pari tra Fabio Zambon Sì. e applauso meritatissimo per i pugili della Radio Calazzari di Oggio. Pugilato al femminile, questa volta sono sempre 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Ma cosa nata a dirigere questo incontro? Sì, siamo pronti per un altro incontro.
E niente, l'incontro è finito pari tra Zambon Fabio e Mustafa El Bouali. Adesso siamo all'incontro successivo con Tonello Arianna nell'angolo rosso della Bosca Varzere. L'allenatore, sì, il tecnico all'angolo è Pedrotta con Fontolan e Nicola. E nell'angolo blu abbiamo la Pattarello Claudia con i tecnici, con il tecnico Masiero e l'assistente. 60 kg dei pesi leggeri 3x3 perché sono nella categoria elite. Tutti e due hanno la guardia normale, hanno una differenza, sì, c'è diversità tra la struttura fisica. Tonello Arianna è un po' più bassa, un po' più tarchiata, mentre la Pattarello è più alta e ha le leve un po' più lunghe, e infatti sta facendo il suo combattimento, tenere lontano la Tonello, che la Tonello cerca di tagliargli la strada, di stare lì al corpo, quasi di portare le azioni da vicino. Subito la Tonello non dà lo spazio all'avversaria, va sempre avanti e la sta inseguendo, mettendo la serie di colpi che più della metà vanno a segno. La Pattarello cerca di stare lontana, e infatti dovrebbe tenerla lontana da media a lunga distanza, non da vicino, e quello che sta facendo però deve agire sugli attacchi della sua avversaria Tonello. Ecco, di sinistro d'incontro della Pattarello, ma c'è subito la reazione della Tonello. Anche qui le riprese, come ho detto, sono 3x3. Gancio destro della Tonello. C'è tanto movimento della Pattarello, ma alla fine poi dopo non fa fatica a concludere le azioni. Adesso ecco 3 o 4 colpi dritti, ma sono solo appoggiati questi colpi, perché poi sono che alla metà poi non sono dati a segno. Attenzione, fuori il secondo. Seconda ripresa.
è iniziato il secondo round. Pitrello sempre a quella distanza, fuori dalla portata dei colpi della Tonello, ma la Tonello è costretta poi a attaccare portandogli via la strada, tagliargli la strada, poi permettere le azioni. Sì, proprio la Tonello non dà spazio, veramente non dà spazio alla Pattarello, è sempre in movimento, anda attaccando, sempre andando avanti. Non gli dà spazio e il match lo sta portando avanti la Tonello, ma c'è anche c'è subito una difesa di contrattacco della Pattarello e poi dopo magari si allontana, ma c'è questi 2 o 3 colpi dritti che van segno, però non sono molto effettivi. La Pitrello si difende solo per tenere lontano con queste azioni di 3 o 4 colpi dritti e gli blocca gli attacchi. La Tonello dovrebbe tenere sulle mani, muovere quel tronco e andare avanti ad arrivare al corpo a corpo. Però adesso passeranno i 10 secondi finali. Per la così la seconda ripresa, prossimo match, il sesto del pomeriggio pugilistico, invito a prepararsi Matteo Patrone della Cascavaglia di Pioggia e Davide Bertaggia della Box Pioese. Sarà un match di pugilato elite a limite degli ottavi, 67. Poi con lo secondo match di professionisti ne abbiamo ben 2, Teodoro Gasparello contro Cavazzo e Luca Esposito, e delle pesi medi massimi, e Riccardo Bretagni e Tanto Nobile, categoria pesi web. Giusto per concludere la grande, questo trofeo dell'Immacolata. Attenzione, fuori il secondo. Sicuramente il terzo round decisivo entrambe le due atlete. È la terza e l'ultima ripresa. Adesso vediamo un po' come si svolgerà questa terza ripresa, sicuramente spero con un po' più di attività, e infatti la Pattarello è da quando è iniziato l'incontro c'è quella serie di colpi dritti e basta, non portando né ganci né montanti, c'è solo questa serie di colpi che poi non sono neanche effettivi quando poi li porta. È stata sicuramente un po' più attiva la Tonello, però adesso adesso il gancio sinistro della Tonello, ma deve attaccare di più, gancio destro ancora della Tonello e subito la reattività contro della Pattarello.
Bella azione del corpo a corpo, tutti e due. Destro d'incontro della Tonello. È stata una scelta giusta nel fatto che è lei che ha fatto il combattimento, e mentre la Patrello sì, ha fatto la sua difesa sempre attiva, però di varietà di colpi ne ha tirati pochi. Infatti gli unici colpi che si sono visti sono stati tirati con i colpi dritti, sinistro-destro, sinistro-destro, solamente 3 o 4 colpi. Bene, per ora il sesto combattimento, andiamo a dirigere questo match. Occhio frontale, eccolo qua, e attendiamo due pugili sul ring, Mattia Beltrò e Davide Bertaggi. Mattia Beltrò, buona scavalata di Chioggia. Davide Bertaggi, box a Piovese. Pugilato elite, chilogrammi 67, per le riprese da 3 minuti ciascuna. A dirigere questo match Rotaro Rodio. Sì, infatti la formazione dell'elite, che è il massimo della serie delle nostre classifiche di pugilato, perché partono dagli schoolboys 13-14 anni, poi partono dagli junior 15 e 16, 17 e 18 la youth che è giovanile sempre, e poi passano in elite dai 18 anni in su, scusate, 19 anni in su. Sempre 3x3, categoria dei 67 kg. Le due impostazioni dei pugili, dei due atleti, quello l'angolo rosso, Baldon Mattia, guardia normale, in posizione normale,
in guardia Mancino, posizione normale, perché cambia guardia Bertaccia, Davide della Piovese, un po' più longilineo di Baldon, del suo avversario, e anche un po' più alto. Anche qui c'è sempre la situazione dell'impostazione e di impostare il combattimento nei vari modi. Bertaccia, essendo un po' più alto e tecnico, e Baldon deve attaccare piano piano il suo avversario, ma portando da media a corta distanza. C'è un inizio di azione di Bertaccia, poi c'è subito un controattacco sempre di Baldon, che poi sono colpi che vanno a segno. Adesso il gancio sinistro che ha tirato Bertaccia è andato sui guantoni. C'è l'attacco di Baldon Mattia, che cerca di lavorare, di mettere le sue azioni principali. Sta girando, non si vuole fermare Bertaccia. Questa ripresa sicuramente, con questo movimento di tenere lontano l'avversario, vederlo così è di Bertaccia, ma deve fare qualcosa di più Baldon. Fuori secondi. Vediamo, sta per partire il secondo round. Seconda ripresa. L'iniziativa subito è stata presa da Bertaccia. Baldon cerca di avvicinarsi, ma quando è vicino il suo avversario esce a destra o a sinistra. E Baldon non riesce a concludere la sua azione, che è quella che poi lui aveva in mente proprio per anticipare l'avversario. Ecco, c'è subito un'azione del corpo a corpo, ma c'è subito un contrattacco di Bertaccia, che è entrato con 2 o 3 azioni, con 2 o 3 colpi a segno. Cambia continuazione guardia,
Bertaggia, il destro di Baldon, ma deve insistere, non può mettere un colpo ogni 2 minuti, ogni minuto, deve fare un po' più di ritmo per metterlo in difficoltà, l'avversario. Subito l'azione con questi colpi dritti di Bertaggia, che lo tiene sotto controllo con questi colpi dritti. 10 secondi. Sì, ma non si può risolvere il problema nei 10 secondi finali, perché poi dopo è più difficile a recuperare la ripresa. Prossimo match, settimo della serata, siamo di categoria, qui dovranno il 92. Attenzione, Fiorenzo Conte. È la terza e ultima ripresa. Ecco, come avete sentito, parte il terzo round, ma Baldon deve dare proprio il massimo di se stesso proprio per andare a recuperare queste riprese che sono state sostenute. Queste 2 riprese, che questa è l'inizio della terza, ma vediamo che Bertaggia tiene l'avversario lontano, perché sicuramente ha capito che in questo round qui il suo avversario deve attaccare di più, allora lo tiene subito lontano. Ma fa fatica a Baldon a attaccare, non è incisivo e tutte le volte che vuol fare l'azione viene bloccata dal suo avversario, che lo tiene a distanza. Infatti lo tiene a distanza e non vuole il corpo a corpo, infatti quando è vicino lo lega e poi va via con le sue gambe. Infatti vediamo che poi Baldon non riesce a concludere la sua azione. Manca un minuto, ma le ultime fasi
ultime fasi della terzo round, sì, ha provato ad attaccare Baldon, ma ormai non riesce più a concretizzare le azioni. È proprio verso la fine, mancano 10 secondi alla fine. Sì, è stato un bel combattimento, però non è riuscito, Baldon non è riuscito a fare il combattimento. Poi passeremo al settimo match tra Vincenzo Tobia e Gabriel Delay, peso 20 kg 92. Sarà un bel match anche questo, sicuramente nell'attesa dei due match dei professionisti. Cartellini e medaglie sono pronte per i due pugili al centro ring per il quartetto finale. Grazie. Vediamo la conclusione del verdetto. Sì. Bene, salutiamo i due pugili che scendono dal ring e saliamo nella categoria match a limite di chilogrammi 92. Sul ring salirà. Andiamo a vedere della box Carazza e Chioggia. Vincenzo Tobia con Carazza e Chioggia. Allora presentiamo. Anche questo match si disputerà sulla distanza per i 3 riprese, per 3 minuti ciascuna, chilogrammi 92 limite, tennis introdotti da dirigere questo match, questo fight. Sì, 91 nei super massimi, tanto sta al 91 e più. Comunque sono, come avete sentito da Maurizio, che è il telecronista della riunione, due nell'angolo, sì scusate, nell'angolo blu c'è del tecnico Cadamuro, mentre nell'angolo rosso Tobia Vincenzo di Nicola Fontolan. Due diversi di stile, un tecnico e un picchiatore, si vede anche dalla fisicità che hanno tutti e due. L'angolo blu Delay che è alto, più alto, braccia lunghe, tecnico, box molto tecnica, e si vede dall'impostazione,
mentre Tobia un po' più basso di statura e deve cercare di accorciare e deve lavorare da media a corta distanza. Infatti sta anche cambiando un po' la guardia per mettere un po' in difficoltà l'avversario, mentre Delay lo tiene, dovrebbe fare quello che sta facendo, di tenere l'avversario media e lunga distanza, mai subire il corpo a corpo, perché se fa il corpo a corpo certo che dà più possibilità al suo avversario Tobia di lavorare, di mettere i colpi al tronco e sopra. Infatti gli ha messo un gancio destro largo e c'è subito una controreazione, un controattacco dell'avversario Delay. Ancora niente di eccezionale, si stanno studiando, si stanno toccando, ma nulla di evidente, di concreto. Siccome hanno anche, ci sono 3 riprese da 3 minuti, bisogna anche imporre subito la posizione del... Ecco, due ganci larghi di Tobia, tutti e due a segno, poi il terzo è andato dietro la spalla di Delay. C'è subito l'attacco di Tobia. Cercano di mettere il colpo forte per far vedere e per far capire chi è il vincitore. Ci sono gli ultimi 10 secondi, ma questo può capitare perché Tobia è partito da lontano e è andato vuoto col gancio largo. Sicuramente ascolteranno i consigli dell'angolo, come ripeto, infatti ho già visto dei movimenti all'angolo dove il tecnico di Delay gli ha consigliato, anche ho visto il gesto del braccio, delle mani, proprio di girare attorno e di non stare vicino. Mentre quello di Tobia è quello di caricare e di stargli più vicino all'avversario, perché sennò non riesce poi a partire con le azioni. Seconda ripresa. Subito il destro di Delay, è montante destro di Delay, adesso lo ha spinto all'angolo che non può, infatti è stato richiamato, è stato solo avvertito senza richiamo ufficiale, ma deve fare qualcosa di più Tobia. E deve lavorare di più, non gli deve dare spazio, non può andare indietro. Se va indietro deve recuperare tutta la strada che ha perso e poi deve ricominciare, deve studiare, deve andare avanti, mentre già il suo avversario è lì corretto e lo aspetta, ecco, bloccandogli l'azione.
Ecco che Delay tiene a distante il suo avversario, ma deve fare qualcosa di più Tobia, perché se no non riesce neanche a recuperare la prima ripresa che è stata fatta. Sicuramente tenta quel colpo duro che ha, quel gancio sinistro che lo ha già tirato 2 o 3 volte, ma è andato proprio lì appena al mento del suo avversario Delay, che se lo prende preciso sicuramente era anche pericoloso. Infatti per me sta studiando solo quel colpo lì, perché con gli altri colpi non riesce a agire, ecco, non riesce neanche a partire. Poi Tobia vuol caricare quel colpo, ma lo sai che nel mondo del pugilato dal primo secondo all'ultimo secondo, dal primo round all'ultimo è sempre la pericolosità di poter prendere un colpo. Sono passati adesso, hanno avvertito i 10 secondi, ma niente. Così la seconda ripresa. Prossimo match, ottavo di questo pomeriggio pugilistico, invito a prepararsi Mattia Borghi della pugilistica Rodigina e Simone Danilo Unizzi della Phoenix Box. Questa per Evelyn che risponde e ricambia applausi. Evelyn. Ecco, subito siamo in attesa del terzo round. E la terza e l'ultima ripresa. Come avete sentito dallo speaker Maurizio, speaker della riunione. Sempre uguale la ripresa come la prima e la seconda, sempre una fase di studio all'inizio, e non riesco a capire come mai siamo arrivati al terzo round e c'è ancora questo studio da mettere i colpi, che quando poi hanno già combattuto facendo 2 riprese, ormai un atleta sa già quello che deve fare. Poi è perché magari non vogliono rischiare, ma a questo punto quello che non deve rischiare magari è Delay, l'angolo blu, che deve tenere lontano l'avversario, ma il suo avversario è subito c'è. Sì, sicuramente sono azioni che possono venire, perché poi Tobia, essendo un po' più basso, cerca di mettere il colpo sotto per il gancio, cioè mette il sinistro dritto sotto e il gancio sopra, di solito, ma quando viene visto quel colpo sotto uno lo può anche spostare verso la parte del ventre. E allora infatti adesso sì, ma deve tenere sulle mani, è inutile che si ferma. Quando uno si ferma e fa l'azione, l'avversario subito è pronto a mettere i colpi, se non sente poi l'indicazione dell'arbitro. Queste sono cose molto importanti.
tenta sempre di portare quel gancio largo, ma finché eccolo ancora, adesso è entrato, adesso l'ha messo segno, Tobia l'ha messo segno, ancora l'ha messo segno. Sì, ma non si può risolvere il problema e il match con un colpo. Sì, è stato deviato ancora sotto. Come stavo dicendo prima, quando l'avversario vede il colpo andare verso sotto, verso la cintura, ha l'istinto di mandare giù ancora il colpo e poi dopo va verso il ventre. Ma c'è un po' di caos perché c'è un po' di nervosismo e subito l'arbitro deve tenere bene, ecco, finito l'incontro. Non è stato un grandissimo match, però vediamo. Bene, salutiamo con un applauso di pugili, Vincenzo Tobia da Bergarai e passiamo all'ottavo match. Questa volta scendiamo di categoria chilogrammi 57, saliranno sul ring Mattia Gordini dalla pugilistica Rodigina e Simone Danilo Unizzi dalla Phoenix Box. Rogio Rotaro sul ring a dirigere questo match. Non ci resta che attendere i due pugili sul quadrato. Mi raccomando, non andate via perché seguiranno i match dei professionisti dopo il 10° ed ultimo match di pugilato Audi. Simone Danilo Unizzi, Phoenix Box, Mattia Gordini, pugilistica Rodigina. Pugilato Junior, quindi le riprese saranno 3 da 2 minuti ciascuna questa volta, limite chilogrammi 57, Rotio Rotaro a dirigere questo match. Ecco, allora l'ottavo match sta iniziando con una categoria giovanile.
della Junior, 57 kg, 3 riprese da 2 minuti. Nell'angolo blu abbiamo della pugilistica Phoenix e Masiero Unizzi Danilo Simone, il tecnico è Masiero. Poi abbiamo nell'angolo rosso Bordin Mattia, che all'angolo abbiamo Castellacci. I due atleti giovani, questi fanno parte dei 15-16 anni della categoria junior, 57 kg. L'angolo blu è Mancino, e Mancino anche subito si è messo in anche quello della Rodigina, Bordin Mattia, però cambia guardia, vedo che sta cambiando guardia. Certo, cambiando guardia c'è un po' si può mettere più in difficoltà l'avversario, perché bisogna vedere poi se l'avversario è addestrato proprio anche per i cambiamenti di guardia. Infatti adesso il pugile della Rodigina, Bordin Mattia, c'è subito una controreazione di Unizzi Danilo, infatti lo ha preso adesso con un colpo, ma andando indietro ecco che è finita la ripresa, ma se la giudica Unizzi Danilo, l'angolo blu, e andando indietro si è appoggiato giù con le mani abbassate e ha avuto l'occasione l'avversario di mettergli i suoi colpi. Sicuramente adesso nell'angolo blu Unizzi Danilo, con i consigli del suo tecnico Masiero, lo attaccherà immediatamente o lo presserà. Vediamo un po' com'è la situazione. Ecco, adesso ha preso il sinistro d'incontro, Bordin, è ancora lì in tensione, è ancora un po' teso Bordin. È stato preso andando indietro, però è stato preso al mento, col sinistro al mento, quasi un colpo alla fine del braccio teso, ma però gli ha fatto perdere l'equilibrio. Ecco, subito c'è l'azione di Bordin, di Unizzi,
ecco, sta ancora ma io ha preso troppe azioni, ha preso un'azione di gancio destro e diretto sinistro, comunque così termina la seconda ripresa. Per il prossimo match, nono combattimento, invito a prepararsi Filippo Ferracci, pugilista della Regina, e Fabio Di Leo, pugilista da Daniele, match a limite dei kg 66. Per me ancora non ha Bordin all'angolo rosso, Bordin Mattia per me non ha recuperato, a parte l'atterramento, e non ha recuperato neanche l'ultima azione che è stata portata da Unissi, Danilo, Simone, proprio di due colpi a segno che sono entrati perfetti, ma non è infatti arrivato all'angolo con un po' di difficoltà. Attenzione, fuori i secondi. Spero che abbia recuperato totalmente, ma dal viso vedo che dai Mattia, dai! infatti gancio destro e diretto sinistro di Unissi, infatti, e gli sta cascando proprio sui colpi. Bordin Mattia deve almeno deve muoversi destra e sinistra per non dare più il bersaglio a Unissi Danilo, ma Dai Mattia! ecco qui un altro gancio sinistro preso, un altro gancio sinistro portato da Unissi, dato segno. Ma non è. Ecco, subito Mattia deve capire che il suo avversario un po' è calato di fiato, ma c'è subito una reazione di Unissi che è andato segno, ma E finisce così il match tra Mattia Bordin, pugilistica Rodicina, e Simone Danilo Nizzi per Xbox. Bravi due premi, due pugili, e poi il finale. ciao. Finale, grazie. E di aver detto, vince all'angolo blu Simone Danilo Nizzi per Xbox. E applauso anche all'alfiere della pugilistica Rodicina, Mattia Bordin.
Cambio di Leo, pugilistica carriera. Sto arrivando anche il pugile, la pugilistica rodicina, poi lo presenteremo sul ring. Eccolo qua, Filippo Ferracini, pugilistica rodicina. Ritorniamo alle 3 riprese da 3 minuti ciascuna, limite chilogrammi 67 di questo match, di questo fight, a dirigere Dennis Intraluto. Si sono presentati i due atleti e questo è il nono combattimento, categorie 67 kg, categoria elite. Qui vediamo anche uno molto le due fisicità che ci sono, uno un po' più longilineo, un po' più tarchiato, ma uno è più basso e uno più alto. Quello più basso è nell'angolo blu, che poi è nell'angolo blu, dove c'è poi il suo tecnico Ligabue della pugilistica navile. Mentre nell'angolo rosso Ferracini Filippo della Rodigina con Castellacci Brancaleon, due tecnici. È un match tecnico molto studiato, c'è chi attacca poi va via dalle corde, ecco, è difficile che vanno a segno le azioni che vogliono mettere, ma un'azione sì, la prima azione vincente l'ha fatta Ferracin, anche adesso ha tentato di mettere 2 o 3 colpi dritti, poi spostamento ed è rientrato e è andato a segno. Eh sì, l'arbitro ha fermato proprio apposta per il caschetto, anche essendo elite sono alle prime armi della categoria elite con chilogrammi 67. Sono proprio sono passati dall'attività giovanile, proprio per diventare all'elite seconda serie, che poi è diventato un po' tutto, si è raggruppato tutto quanto. È una ripresa non tanto brillante, entrambi i due atleti non hanno fatto vedere
quasi niente, però qualche colpo è andato a segno, ma è andato a segno quella dell'angolo rosso Ferracin. Questa un po' è la mia opinione, è una mia opinione che ho visto come è andata poi il primo round. Non c'è stato niente di eclatante, però uno o due azioni vincenti le ha fatte nell'angolo rosso. Attenzione, fuori il secondo. Seconda ripresa. Sì, il pugile della Navile, l'angolo blu, si è abbassato quando stava facendo l'attacco il suo avversario della Rodigina. Ecco, bella azione di anticipo di Ferracin con 2 o 3 colpi, sono andati a segno. Poi ecco, anche adesso ha aspettato proprio il momento giusto per attaccare con un'azione vincente. Buon attacco e duro, un attacco duro e sicuro e convinto proprio di Ferracin, che è andato proprio a segno. Ma non c'è subito non c'è una reazione, una controreazione di Leo. Buona uscita di Ferracin. Di Leo non riesce a ingranare un'azione giusta. Cerca di difendere all'indietro, ma una bella azione. Ma deve insistere il pugile della Rodigina, l'angolo rosso. Adesso c'è subito il contrattacco di Leo, ma un altro attacco veloce di Torniamo così alla seconda ripresa. Prossimo match, unico di pugilato OB, prima di match dei combattimenti dei professionisti. Invito a prepararsi F, Osima Buoni della pugilistica Rodigina ed Omar Cavara della pugilistica Navile. Sarà loro il 10º match di questo pomeriggio pugilistico qui a Cavasa. Trofeo dell'Immacolata organizzato dalla Box Palazzo di Chioggia. Attenzione, fuori il secondo. Terza ed ultima ripresa. Sì, è iniziato il terzo round.
Ecco, subito un attacco a segno, poi è andato a segno quello di Ferracin della Rodisina Box. C'è subito, come ha visto Di Leo dell'angolo blu il suo avversario andare indietro, subito ha avuto un lampo geniale di attaccarlo nel migliore dei modi e sono dati a segno meno 2 colpi su 4, però è ritornato indietro e non riesce più a concludere l'azione. Ecco, subito l'attacco di Leo, ma non è andato a segno, perché è partito da lontano ma non ha costruito l'azione. Se costruiva l'azione col sinistro bene, poi poteva entrare benissimo con gli altri colpi, ma quando invece è partito con l'1-2 l'avversario ha visto e si è spostato. Anche adesso infatti non riesce. Infatti il pugile della Rodicina non riesce a inquadrarlo all'angolo rosso perché si sta muovendo un po', però ...30 secondi verso la fine, ma... Era finito con la 5 gilistica Rodicina, dal match di questo, tra poco ovviamente vi hanno detto conclusivo, poi passeremo al 10° match di questa serata, oramai pugilistica qui a casa. Nell'ambito ovviamente del trofeo per Immacolata, organizzato, ricordo sempre per il box Cavazza di Pioggia. Bene, pugili al centro ring per il pacchetto finale, grazie. Per il movimento vince l'angolo rosso Filippo Ferracin, pugilistica Rodicina. Bravo che ha fatto di nero, pugilistica Davide. E lo saluto dei pugili che scendono dal ring. E passiamo al terzo match, l'unico di prima, il match dei professionisti. Vabbè, dai. Eccolo qua, F. Osavoi, la pugilistica Rodicina. Che cazzo fa? Vediamo che il suo antagonista è la pugilistica Navile. Abbiamo anche quello Cesare, abbiamo detto un match dei professionisti.
Questo qui è africano, questo qui è senegalese. Allora siamo all'ultimo match della hobby, 3x3, 71 kg tra due avversari di colore che sicuramente si sono e si allenano nelle varie palestre. L'angolo rosso è Asamoah Efe, mentre nell'angolo blu della pugilistica navile Kamara Omar. Qui non pugilisticamente ma fisicamente sono tutti e due uguali, quasi stessa altezza, stesso tipo di pugilato. Ecco, uno è in guardia, ecco l'angolo rosso, l'angolo rosso si era messo in guardia mancina ma si è rimesso adesso in guardia normale anche l'angolo blu di Kamara. Ha preso Kamara, ha messo un gancio largo e ha fatto girare facendogli fare una piroetta al pugile Asamoah Efe, ma per abbreviare il nome diciamo Efe. Angolo rosso. C'è molto studio. È già fatto. Che velocità. No, perché non però sono sì, fisici, ormai loro li stampano così quando nascono. Ma non partono. Mano aperta. Sì, c'è stato subito un richiamo verbale dell'arbitro con un gancio di Efe. Mancano 10 secondi finali, almeno qui chi fa un'azione vincente riesce a portare via la ripresa, ma vedo che c'è molta attenzione entrambi i due pugili. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Dai ritmo, Efe! Sulle mani.
iniziato il secondo round e non con tante, come si può dire, azioni che possono magari concentrare l'attenzione degli spettatori, anche dei tecnici. Adesso sì, si stanno studiando, ma chi sbaglia meno vince. Ecco subito il richiamo dell'arbitro, verbale però. Il pugile F ogni tanto dalla concentrazione che ha parte da lontano, e quando parte da lontano non riesce poi a concludere l'azione, perché c'è subito il suo avversario Camara nell'angolo blu, che anche Camara deve fare qualcosa di più e non aspettare l'azione. Sono ancora lì perché è un momento ancora di studio, ma come dicevo prima, chi sbaglia meno vince il combattimento. Oppure se i giudici guardano potrebbe essere anche un pari. Adesso io sto parlando perché poi anche la seconda ripresa, poi può succedere di tutto. Sta mancando un minuto ancora, non hanno fatto ancora niente. Ecco, Camara ha fatto un'azione adesso vincente, ma ha fatto solo quella in 3 minuti. È un match difficile perché è studiato da tutti e due. Attenzione, fuori in secondi. Terza e ultima ripresa. È già iniziata la terza ripresa dell'incontro, l'ultimo incontro della serata per la sezione A o B dilettanti, perché dopo avremo 2 incontri professionistici e in quest'ultimo match c'è stato molto studio, c'è stato, come dicevo nelle riprese precedenti, chi sbaglia meno vince il match. Sì, c'è stata questa azione del pugile F, della Rodegina, dall'angolo rosso, ma sono stati solo delle sbracciate.
infatti lo sbaglio che sta facendo il pugile della Rodigina F, che parte da lontano ma non riesce ancora a inquadrare l'avversario. Ecco il destro di Buono, il destro di Camara, il gancio sinistro di Camara a segno e ha piegato le gambe. F, angolo rosso, ha preso il destro e poi dopo il gancio. Questi sono stati due colpi che sicuramente guarderanno per il verdetto. Ancora è stato richiamato verbalmente dall'arbitro e F. È buono. Non sta ad ascoltare sicuramente, all'angolo gli stanno dicendo dei consigli ma non lo sta. Sì, ma adesso è troppo tardi. Sicuramente un match, ma no, è stato difficile, un match nella mia, sicuramente di quello che ho visto e nel mio giudizio, quello che ha fatto qualcosina di più è stato nell'angolo blu Camara Omar dalla pugilistica navile, e quello che ha messo magari negli ultimi momenti le azioni vincenti. Vediamo il verdetto. Bene, pugile centroriga per il verdetto finale, grazie. Poi gli daranno, non so se c'è un pari, ma un pari, e fanno contenti. Vince all'angolo rosso F, pugilistica Rodigina. Un applauso per la pugilistica navile. Non lo so cosa ha fatto il pugile dall'angolo rosso, almeno allora dai, almeno un pari. Allora si darà la vittoria, o meno un pari. Va bene, comunque i giudici hanno visto questo modo e niente. Aspettiamo, facciamo la pausa che poi ci rivedremo dopo.
Bene, si conclude di dirigere questo match. Già i cartellini in mano. A questo punto chiamo il nome di casa Pierpaolo Gasparello, boxer, Cavazza Chioggia. Da 3 minuti ciascuna. Abbiamo fatto registrare il peso per Paolo Gasparello 81,8 kg, Luca Esposito 82,5. A dirigere questa match Dennis Icanu. Ecco che siamo rientrati dopo aver fatto un po' di pausa, dopo aver fatto 10 combattimenti della OB. Adesso siamo con 2 incontri professionisti, che sono gli ultimi 2 incontri della serata, di cui nei pesi medio massimi, che è Gasparello Pierpaolo della Bosca Varzere con il Nicola Fontolan e Esposito Luca nell'angolo blu il tecnico Cadamuro di Treviso. È iniziato il primo round dove Gasparello tiene a distanza con questo sinistro lungo il suo avversario Esposito Luca. Esposito Luca ha una formazione fisica un po' più grossa a confronto, e anche basso di altezza, un po' più basso di Gasparello, mentre Gasparello tecnico con braccia più lunghe di quelle di Esposito. Infatti Gasparello deve mantenere la distanza senza mai avvicinarsi e fare il corpo a corpo, perché sicuramente non è che non ha la capacità, però è controproducente alla sua posizione della guardia che ha e della sua formazione fisica pugilistica. Infatti lo tiene media distanza con questi colpi dritti e deve stare molto attento alle azioni di Esposito. Infatti Esposito tiene su quelle mani molto e tiene per arrivare a quella media, di arrivare a quella corta distanza proprio per far partire i suoi colpi al corpo.
nel mondo professionistico c'è sempre più una fase, nelle prime riprese c'è sempre più una fase di studio e poi piano piano cominciano un po' a esporsi e a portare un po' delle azioni più con capacità e volontà, proprio perché riescono a capire un po' le varie difficoltà dell'avversario. Infatti le prime riprese sono sempre un po' così, però vediamo come agiscono i due. Una ripresa di studio, non c'è stata nessuna evoluzione del fatto di azioni vincenti. Anche qui per me è stato sì, ha messo qualcosa di più il pugile Gasparello, ha messo più colpi dritti, mentre Esposito deve ancora riorganizzarsi. Attenzione, fuori i secondi. No, ma c'è sta campo italiano. Seconda ripresa. Gasparello inizia sempre con questo sinistro lungo, anzi colpi dritti, sinistro è quello che lui riesce più facilmente a tirare. Le riprese sono 6x3, sono 6x3 minuti, che nel mondo professionistico si può partire anche da 4, da 4x3, 6x3, 8 da 3, 10 da 3 e 12 da 3. Poi secondo i livelli che pian piano il professionista va avanti, ha delle qualifiche e piano piano può arrivare al titolo, che il titolo sono sul titolo italiano 10 riprese, il titolo d'Europa 12, campionato del mondo 12 riprese. Dai che tutti gli uomini. Ecco, Gasparello tiene sempre a distanza il suo avversario con il sinistro, gancio sinistro, poi va a destra e a sinistra, cerca di non rimanere mai fermo, di non fare mai un bersaglio fisso per Esposito, perché Esposito, Luca, cerca che l'uomo si ferma sulle gambe poi per agire con i colpi suoi, ma quando agisce sicuramente parte con dei colpi duri. Ma intanto Esposito deve decidere quando partire, se no, se fa una ripresa andando dietro non riesce mai a capire quando deve partire. Gasparello sta facendo il suo pugilato, tenere lontano l'avversario, infatti sono già passati 3 minuti, adesso mancano gli ultimi 10 secondi, ma ancora Esposito non ha fatto niente. Match di gol previsto sono stati 6 per il secondo, da 3 minuti ciascuno. Poi avremo un altro match di professionisti, pesi welter, Riccardo Ferrati, box Palazzo di Giorgio, posto al campo, di Croazia.
Ecco, cominciamo la terza ripresa, ancora di eccezionale, non è ancora venuto fuori niente, però ecco, ognuno gestisce il pugilato, i due atleti si gestiscono bene la posizione per l'incontro. Gasparello è subito iniziato con questo sinistro ancora lungo. E cerca di non farsi attaccare dal suo avversario. Esposito Luca ancora non ha fatto vedere ancora niente, come dicevo prima sta aspettando il momento giusto, ma questo momento deve arrivare, perché non si può non fare in 3 round ancora un'azione di attacco, un'azione da portare alle corde, ma fra poco sicuramente Esposito si sbloccherà e poi dopo ne vedremo anche delle belle. Basta stare in tango. Ecco Gasparello ancora con questi colpi dritti, tiene lontano il suo avversario. Ecco, sinistro, destro, gancio sinistro, cerca di attaccare Esposito, ma Esposito va fuori misura. Gasparello lo tiene sotto controllo con l'1-2, perché sa benissimo che se trova lo spazio Esposito sono cavoli. Bravo Gasparello con l'1-2 che gli ha messo fuori misura. Sono già passati i 10 secondi, sono già passati già al terzo round, ma ecco. Cazzo, questo è 3. Attenzione, fuori in secondi. E la quarta ripresa. Siamo già. È iniziato sì il quarto round, sempre alla stessa maniera, ma Esposito nell'angolo blu. Adesso ho visto che c'è vedo dallo sguardo e dall'atteggiamento che c'è questa voglia di attaccare, ma ancora è indeciso a partire, mentre Gasparello nell'angolo rosso, pantaloncini bianchi con bande verdi, tiene lontano Esposito, il suo avversario, con questi colpi dritti, ma questo attacco di Esposito non ha funzionato. Ecco, questo gancio sinistro e gancio sinistro, tiene proprio
a distante l'avversario. Esposito ancora indeciso a partire. Questo è già il quarto round, ma io se fossi Esposito attaccherei veramente per non dargli più spazio all'avversario, proprio per vedere un po' anche come reagisce, come agisce all'attacco. Quando poi almeno quando si scende, almeno quando finisce un incontro, si scende giù del ring, almeno uno dice ho provato a fare questo, ma invece quando non riesci, se non riesci a fare quello che hai fatto, hai sempre nella testa il match perso, ma non sai più come reagire e come renderti conto di come hai potuto perdere il combattimento. Perché più delle volte è ragionare e dire sì, io ci ho tentato, ma il mio avversario è stato più forte. Ma quando poi le cose vanno male, che poi non ho potuto fare quello che potevo fare, non l'ho fatto e ho sbagliato il combattimento e ho perso. Perché poi Gasparello sta facendo il suo combattimento. E non ha ancora sbagliato niente, ma quello che sta sbagliando è Esposito, l'avversario, perché ancora, ecco, sono passati adesso 3 minuti veloci, ecco gli ultimi 10 secondi dove Esposito ha fatto 2 o 3 attacchi in 3 minuti e non ha concluso niente. Siamo già alla quinta ripresa. Si è fermato sulle corde Gasparello proprio per vedere un po' quale colpo mettere, però questo è un colpo largo. Magari lo deve stuzzicare col sinistro. Ma Esposito deve attaccare prima, non può solo aspettare, prendere 3 o 4 colpi e poi non partire. Almeno io tento, ci provo, adesso deve partire Esposito, eccolo, subito, non lasciarlo lì, non lo deve lasciare, deve lavorare, ma sono attacchi non decisivi, ma sono sempre fuori misura per Esposito. E non c'è stato un colpo a segno, ecco. Infatti Gasparello non sta sbagliando niente, per me quello che sbaglia è Esposito. Deve fare più ritmo, deve accorciare di più e poi deve mettere i colpi più, le serie di colpi, non un colpo singolo. Dai che è tuo, dai! Sinistro, destro! Dai, tutti dritti!
Niente Sciara ancora! Va via da lì! Ecco, sicuramente mi sono un po' bloccato, ma il match è sempre, ormai il match è questo, cioè non si vede nessun cambiamento di atteggiamento pugilistico, è sempre uguale, dove Esposito, ecco, sembra che Esposito non ce la fa a partire, non ha voglia di fare le cose, mentre Gasparello, come dico, non sta sbagliando niente, sta facendo il suo pugilato, proprio perché deve tenere lontano il suo avversario, ma qualcosa di più Esposito deve fare, se no il match è già, a parte che è già perdente, ha già perso, ma per rimediare, per me lo rimedia solo vincendo per KO, ecco. Per la sesta e ultima ripresa. Siamo arrivati al sesto round che ecco subito quello che ha tentato subito Esposito di partire con questo gancio largo, ecco bisogna stare attenti, ho detto che se va avanti il match e vince, dovrebbe solo vincere per KO, e allora per quello che è Esposito in questo round qui è un match, cioè è il round, ma potrebbe essere anche il più difficile, il più pericoloso, perché sa che Esposito ha perso il match. Questo lavoro che ha fatto con queste azioni dure, vincenti di Esposito, lo doveva fare prima, se lo faceva prima almeno il terzo round, se col terzo round poteva dire la sua, invece non può uscire all'ultimo round, al sesto round, quando ne ha persi 5 consecutivi. Adesso Gasparello deve stare attento, perché sono i minuti pericolosi, proprio perché può prendere un colpo e via. Speriamo di no, speriamo entrambe, poi, perché poi c'è anche sempre l'incolumità dell'atleta, e via, e deve girare per evitare l'attacco di Esposito. Si sono messi centro ring proprio per usufruire delle azioni di attacco. Entrambi i due, Gasparello deve tenerlo lontano, mentre Esposito cerca di avvicinarsi, ma non è che non ha preso la misura, è che ormai è fatta, anche se sono i 10 secondi finali, e ecco qui c'è l'astuzia di trattenere l'avversario Potrebbe così il match abbiamo Gasparello contro Giorgio dell'Esposito, quindi da Udinese, match professionisti, categoria pesi medio massimi, ovviamente restiamo in attesa del verdetto finale. Poi avremo un altro match di professionisti, eseguendo il campo preparato di box Croazia di Giorgio e il campo del box Croazia. Sicuramente sì, abbiamo visto l'ultimo round, è finito, sì, ma comunque ai punti sicuramente il verdetto
è assegnato a Gasparello, assegnato al pugile Gasparello, ma E abbiamo i cartellini. penso tutti i cartellini. Per ricevere il verdetto finale, grazie. Bene, diamo il verdetto, vince all'angolo rosso, Paolo Gasparello. Sì, Grande applauso al Comune Esposito della pugilistica udinese. sì, niente, tanto si sono viste queste 6 riprese e Gasparello ha fatto il suo combattimento, ma non si è invece Esposito è quello che non ha fatto quello che doveva fare. Poteva farlo, quello dell'ultimo round lo poteva fare negli round precedenti. Infatti, Ovviamente per far vinta questo match. sì, lo speaker Maurizio sta dicendo e sta invitando i propri pugili sul ring. Sta avvicinando il ring a concorrendo. Alto David può salire sul ring, grazie. Poi ci sentiamo subito adesso come partirà poi il primo round, ecco. Alto David, boxer Croazia. Adesso il turno di Riccardo Crepati, box Cavazza di Chioggia. Sta avvicinando veramente sul resto non lo fonderà. Riccardo Crepati, box Cavazza di Chioggia. Con la Pesi Web, match previsto sulla distanza dalle 6 riprese da 3 minuti ciascuno, al peso Riccardo Crepati, chilogrammi 66,5, Antonamic al peso, chilogrammi 66,5, dirige Damiano Casimano. Pronti per il match, Pesi Web. Prima ripresa, round 1. È partita la prima ripresa con, abbiamo sentito dei pesi welter, 6 riprese da 3 minuti. Fisicamente i due atleti si vede che sono diversi, c'è una differenza. Navik Anton della Croazia, croato, è più tarchiato,
più muscoloso, come si può dire, mentre il nostro Crepaldi, anche se hanno fatto poi lo stesso peso, differenza anche di mezzo chilo, 7 etti, comunque siamo alla portata uguale, alla stessa categoria dei welter. Molto rigido il pugile croato, che si è impostato centro ring, e quando uno guadagna il centro ring riesce un po' anche a guadagnare un po' la strada e lo spazio confronto all'avversario, che l'avversario poi dopo è costretto a andare a indietreggiare perché non riesce più a rimettersi a posto riguardando un po' la situazione del ring. Sono cose un po' tattiche queste indicazioni che sto parlando, ecco. Basta che uno attacca piano piano, ecco che riesce a essere un po' padrone della situazione. Il pugile croato tenta di mettere colpi duri sotto, infatti si sente anche dal rumore che sono colpi duri. Buon destro e gancio destro sotto, destro sotto al corpo e gancio sinistro sopra, andati proprio a segno proprio di Crepaldi, 2 colpi tirati, 2 colpi a segno, e questo sicuramente che sono stati effettivi. Per me, secondo me è andato a vincere questa ripresa. Seconda ripresa. È iniziata la seconda ripresa con un po' più di attività. Entrambi i due pugili adesso si sono messi a centro ring a portare i colpi. Ecco, gancio sinistro di Crepaldi. Ecco, cerca di attaccarlo, ma bisogna stare attenti con la testa quando si va avanti.
Bella azione alle corde di Crepaldi. Ecco Crepaldi all'angolo. Ma non deve andare via, una volta che porta all'angolo l'avversario lo deve tenere all'angolo. Adesso infatti c'è il controattacco dall'avversario, ma si è un po' rallentato. Anche in questo round sicuramente Crepaldi ce l'ha segnato. Adesso dipende un po' la preparazione, perché vedo che è un po' stanco. È un po' stanco, vedo che c'è qualcosa che non va all'angolo del croato, ma lo sai, sono dei professionisti, magari vedono subito che sono un po' e poi dopo magari riprendono e via, mentre Crepaldi non c'è neanche bisogno dello sgabello, e siamo già penso al terzo round. Terza ripresa, round 3. Comunque sì, senza no, almeno un pochino. Oh, gancio no, ha tirato questo gancio sinistro Crepaldi, dove non so per quale motivo si è fermato, ma ecco questo gancio largo di Crepaldi, mettendo l'avversario alle corde. Ecco, adesso c'è un'azione, due ganci larghi per entrambi, tutti e due sono dati a segno, sia per il croato Navic e sia per Crepaldi. Buono Crepaldi, ha messo questo destro e poi dopo ha avuto subito una controreazione di Navic, il pugile croato. Adesso subito il destro sotto di Crepaldi. Ecco, montante destro, montante sinistro di Crepaldi alle corde. Quando un avversario si ferma alle corde in quel modo, invece di mettere un colpo ogni 3 o 4 5 secondi, va messa la serie. Adesso mancano 10 secondi finali, ecco che bisogna inserire
un'azione con colpi sicuri, ma siamo al quarto round, iniziato il quarto round, bella azione di Crepaldi. Buono il montante, due montanti sinistri di Crepaldi, adesso gancio sinistro, è un'azione di attacco di Crepaldi. Ecco, ogni tanto Crepaldi trova la misura proprio per inserire le sue azioni al corpo, i suoi colpi al corpo. Ecco, in questo caso qui, quando va indietro l'avversario, deve continuare a mettere, ecco, ma un po' più, non mettere la serie così leggera, ma mettere i colpi un po' più incisivi, metterne meno ma più incisivi. Invece adesso subito quel destro di Navik, destro d'incontro, e adesso deve subito recuperare Crepaldi, subito andare avanti, non dargli spazio, se no recupera immediatamente le forze l'avversario, il croato. Ecco, bella azione di Crepaldi, deve essere un po' più incisiva e più precisa. Buono montante sinistro al fegato. Ecco, gliene ha messo un altro, ma era vicino alla cintura. Buono Crepaldi, che sta mettendo a segno quelle azioni, quei colpi che sono quelli che servono proprio per finire la ripresa e portarsi a casa sicuramente anche questo round. Iniziata la quinta ripresa, sempre centro ring si sono posizionati i due pugili. Adesso ha preso un colpo così disinvolto che non è stato attento il pugile croato, ma si sono chiesti scusa, anche perché c'è un rispetto
un rispetto entrambi gli atleti. Poi nel pugilato lo sai che vedi che si picchiano per 6 round e poi magari alla fine si abbracciano, proprio per il contenuto della gara e anche della fratellanza che ci porta questo sport, con educazione e rispetto. Buono il destro di Gasparello. Bisogna stare attenti sempre, l'attenzione, sempre all'ultimo momento, anche basta un colpo che poi magari si finisce male, ma lo sai che nel mondo professionistico succede questo, che magari puoi vincere 5 round e l'ultimo round prendi, magari o gli ultimi 10 secondi, prendi un colpo, poi vieni contatto e finisci il match. Tu hai vinto 6 riprese e mezzo, 5 riprese e mezzo, e poi magari sei andato anche KO, e così è brutto. Buono Gasparello, che riesce tutte le volte che porta l'avversario alle corde di mettere un'azione vincente. Ecco, continua, quando continua così buono montante sinistro al corpo, lo ha preso tramite braccio e stomaco, che se lo prende al fegato pieno. Mancano 10 secondi finali del quinto round e si porta a casa anche questo. Attenzione, fuori 20 secondi. E quell'altro, gli ultimi 5 secondi, e vanno a segno, vince la ripresa. In sesta e ultima ripresa. Senza la final round. Nel mondo professionistico è molto delicato, vedi, quelli che sono al corpo, quelli un po' più decisivi. Sono più accentuati, no? Loro guardano, tu non puoi, anche se tu fai due minuti di tic-tac ballando via, toccando, e fai vedere che tu i colpi non li... e quell'altro in 10 secondi per quello che nel mondo professionistico stanno lì bene e via. Buono, ecco. Buono l'attacco di Crepaldi, ma sempre ha fatto questi attacchi quando poi l'uomo è alle corde, ti porta più a incentivare le azioni dei colpi. Perché alle corde? Perché alle corde è come se fosse in trappola, perché non riesce ad andare destra e sinistra, e perché c'ha il blocco dietro alle spalle. Quando invece sei centro ring è più difficile anche mettere colpi al corpo, perché poi uno si muove destra, sinistra, avanti, indietro. Mentre quando sei proprio costretto nell'angolo, che hai due a destra e a sinistra, c'hai le corde, come per esempio, ecco, in questo caso qui
non sai se andare a destra o a sinistra, e qui sei, ecco qui sei, ecco qui con un gancio, ecco qui con un gancio destro, visto con l'attacco di Crepaldi all'angolo, come stavo spiegando, il fatto che lo ha portato all'angolo e faceva fatica a uscire, infatti con un colpo è saltato il paradenti. Può capitare, ma se lo fa altre 2 volte viene richiamato. Gancio sinistro di Crepaldi andando indietro, ma ormai è fatta, ormai buono gancio destro di Crepaldi, buono. Gancio destro di Navic, colpo singolo, adesso sempre alle corde, sempre niente, è uscito Navic dalle corde, ecco gli ultimi 10 secondi. È finito il sesto round. Sicuramente si è portato a casa il match. Un match di esperienza, perché i pugili, ci sono tanti pugili che ti portano molta esperienza e sono prove poi per andare avanti con la carriera e ti fanno prendere anche sempre più sicurezza. Comunque non si è tirato indietro l'avversario, il croato Navic Antò. Vince Crepaldi, penso tutte le riprese, e si porta a casa questo match e si porta a casa la sua esperienza. Adesso io vi dico bella riunione con questi 10 combattimenti e ultimi 2 combattimenti da professionista, vincenti Gasparello, Pierpaolo e Crepaldi Riccardo. Comunque finiamo la serata e vi do un abbraccio e la prossima volta magari ci risentiremo. Buonasera a tutti.